Pensionati della CISL, come vi avevo promesso e preannunciato, e lo facciamo con i nostri ospiti parlando di un argomento molto importante che sappiamo ha destato anche il vostro interesse, quindi ecco la possibilità di avere delle risposte. Case di riposo, rette delle case di riposo, la situazione che si sta configurando, quali sono le possibilità, quali sono le difficoltà che poi molti incontrano, come si sta muovendo da un lato il sindacato dei pensionati della CISL, come rispondono a certe situazioni che nelle quali di fatto si vengono a trovare le case di riposo. Per parlare di questo abbiamo qui con noi Ferruccio Bales, ben ritornato. Grazie. Che è segretario dei pensionati CISL del Veneto. Buongiorno a tutti. E ben arrivato Tino Bedin, presidente IRA Padova. Buongiorno. Istituto, una casa di riposo molto nota nella città di Padova, che può essere un po' un esempio, anche se poi ogni territorio ha le proprie peculiarità, ci sono le aziende LUSL, sono diverse una dall'altra, ma sostanzialmente è un esempio molto importante. Allora, vediamo un po' di capire da lei, segretario, qual è la situazione attuale. Allora, Dopo io invito comunque i telespettatori, siccome so che c'è interesse, a chiamare e a mandare i vostri messaggi. Cogliete questa opportunità, perché dopo magari fuori trasmissione è anche difficile dare delle risposte se non abbiamo i nostri esperti qui in studio. Allora, il problema dei problemi sarà un paradosso, ma è come non far arrivare l'anziano in casa di riposo, prima di tutto, e cioè come farlo rimanere nel proprio habitat, nel proprio domicilio più a lungo possibile. Nel miglior modo possibile, ovvio, non uno stato di abbandono. No, assolutamente, e anche guardando alla famiglia che ha alle spalle, perché il carico poi familiare deve essere anche equilibrato, gestibile. Ma di questo possiamo anche parlarne. Io direi intanto di fare un quadro a livello regionale degli ultimi dati che ci sono, cioè di quanti sono in casa di riposo, di quanti sono nei centri diurni e di come secondo me dovrebbe essere un po' rivista tutta quanto il marchingegno. Spiegando bene ai nostri telespettatori, ve lo dico per chiarezza, cosa sono i centri di riposo e cosa sono i centri diurni, le case di riposo, che strutture hanno. Se esiste una differenza anche nel nominare da regione a regione, perché abbiamo scoperto dalle telefonate che sono arrivate che c'è case di riposo, hanno una definizione in Veneto, ma in Friuli Venezia Giulia si intendono anche altre strutture. Se ci sono vari termini, per cui cerchiamo un po' di precisare in modo che chi ci ascolta bisognerebbe avere un nomenclatore abbastanza ampio, per la verità, perché poi ognuno dà... l'importante è capirsi di che cosa si parla. Esatto. Centro di servizio è la casa di riposo. Ecco, centro di servizio è la casa di riposo, questo rispondendo a una domanda che era stata fatta. Questo tanto per essere chiari. Che vuol dire dove di solito uno entra e permane per un tempo indeterminato. Mettiamola così. Ecco, allora il quadro generale è questo. Come residenzialità, perché tutti quanti ormai credo lo sappiamo, la Regione Veneto ha due grossi ambiti di intervento. Uno è la residenzialità, cioè coloro che vanno nelle residenze, perché è una residenza protetta, casa e riposo, eccetera, eccetera. E l'altra invece è la domiciliarità, che è quella che dicevo io, sulla quale bisogna spendersi nel futuro molto di più. Ecco, allora, la questione della residenzialità a tutt'oggi è questa. Noi abbiamo una programmazione rispetto al fabbisogno di 27.244 posti. Il fabbisogno della Regione Veneto sarebbe di 27.244 posti. I posti letto in Veneto sono 34.056, le impegnative, quelle che paga la Regione Veneto, una parte le paga la Regione Veneto, la quota sanitaria sono 25.200, i posti letto di cui sono compresi anche 812 posti letto per religiosi, perché questi vanno in casa di riposo prima o dopo. È vero, c'è anche questo che si scordava. Ecco, il centro diurno, quello che secondo me invece andrebbe potenziato, perché è uno, come dire, dei passaggi per tenere a casa il vecchio nella sua accezione più nobile il più a lungo possibile, perché ci deve essere un ventaglio di possibilità che va dal domicilio alla residenzialità, alla casa di riposo. Uno di questi è appunto il centro diurno, dove vanno di giorno e di notte tornano nel proprio letto.
Ecco, abbiamo 1000 posti in centri diurni e perché dico sono che un po' questo... pochini? Esatto, perché dico che questo è potenziato? Perché la delibera della Regione Veneto prevede che i centri diurni ci siano il 10% dei posti in struttura. Vuol dire che se ci sono 25.200 dovrebbero essere 2.520. Ce ne sono invece solo 1.000. Ecco, allora questa è una delle strade, secondo me, che si dovrebbero percorrere di più. Sapendo che comunque è facile dirlo, però poi è anche difficile metterlo in pratica. Perché? Perché è vero che io porto in questa specie di circolo anziani di centro diurno che deve avere tutte caratteristiche ben precise, però il problema vero qui diventa dirimente il trasporto. Chi li porta e chi li va a prendere. Infatti. Questo è uno dei, come dire, delle questioni, secondo me, sulla quale la Regione Veneto dovrebbe veramente anche in collaborazione col terzo settore e con l'associazionismo, ecco, perché metterli a regime. Per semplicizzare, se le famiglie hanno difficoltà a portare all'asilo i propri figli e prendere la babysitter per andare all'asilo e portarli a casa, ci vuole la babysitter per portare l'anziano in queste strutture e poi riportarlo a casa. Ma sono tanti anche i cosiddetti nonni vigili che portano i bambini a scuola, certo. Oppure che li accompagnano. Ma qui stiamo parlando di persone attive, ecco, assolutamente. questo soprattutto sarebbe molto utile metterli come dire, a sistema, tutto questo trasporto. Io sono sicuro che si potrebbe andare in questa direzione. Poi, se vuole, entro nel merito dell'altro pezzo che è la domiciliarità, che è quello che invece, come dire, qua siamo estremamente, a mio avviso, deficitari. Domiciliarità vuol dire l'aspetto domestico, di tenere assistenza a casa. L'anziano a casa. Esatto, quello che poi la Regione spengerebbe per poter risparmiare, però sappiamo che diventa una situazione un po' disastrosa, realisticamente disastrosa, o molto onerosa, o molto onerosa. Direte, cosa dice riguardo? Qual è la situazione che si presenta nella vostra struttura e comunque, Presidente, rispetto anche ad altre realtà nei confronti che avete avuto costantemente? Certo. Allora, io sono uno di quelli che dicono che le persone anziane non devono venire in casa di riposo, nel senso che la casa di riposo, tra virgolette, deve essere l'ultimo strumento di cui una famiglia e una persona usufruiscono o adoperano quando gli altri strumenti si sono esauriti. Lo strumento principale, io concordo con il segretario, è il centro diurno per anziani non autosufficienti. Anche qui è bene fare chiarezza. In giro ci sono i circoli per anziani, dove vanno a giocare a briscola o a bocce. I centri di cui stiamo parlando sono centri per persone non autosufficienti, dove c'è un servizio di infermieristico, dove ci sono una serie di protezioni sia sociali che sanitarie che consentono all'anziano di essere sicuro. Quindi il punto di partenza è certamente il centro diurno. Questa filosofia non è ancora una filosofia vincente, perché è considerato il punto di passaggio verso la casa di riposo e non deve essere questo. Il centro diurno deve essere lo strumento per la domiciliarietà. Il nostro centro servizi dell'IRA ha un centro diurno già aperto e un altro che è pronto e per il quale aspettiamo esclusivamente, possiamo aprirlo stamattina, oggi alle 2 volendo, perché è arredato, è pronto, aspettiamo esclusivamente la convenzione con la nostra ULSS. E questo centro diurno è e deve essere pensato soprattutto a servizio della domiciliarietà, è il punto di riferimento per gli altri servizi a domicilio. Il centro che dobbiamo aprire, che è pronto e che sta per essere aperto, è a Selvazzano. Noi abbiamo già contattato i sindaci del territorio. Quindi non sarà una casa di riposo? No, c'è un centro servizi completo lì a Selvazzano. Abbiamo già aperto, perché l'ULSS ci ha già dato la convenzione, il settore, diciamo, residenziale, e manca adesso la convenzione con per il centro diurno. E in questo centro diurno
gli anziani che sono a casa possono venire quando vogliono. È un altro dei criteri che abbiamo introdotto. E cosa succede in questi centri diurni? Come Diamo una casa, risposta. come IRA, credo siamo stati i primi, dopo non so se altri l'abbiano fatto, abbiamo previsto che una persona possa venire anche un solo giorno alla settimana. Ma che cosa viene a fare Allora, sostanzialmente? viene tra virgolette protetto, nel senso che almeno per un giorno alla settimana ha un servizio infermieristico di controllo, anche solo prendere le medicine a una certa età e in situazioni familiari dove Certo. magari c'è un po' di solitudine o c'è solo l'assistente familiare, magari che parla difficilmente la lingua, le medicine gli anziani, anche perché ne hanno 7-8 da prendere al giorno, tendono a non prenderle. Il fatto di essere in un ambiente che li aiuta a prenderle è certamente un fatto positivo. L'aspetto determinante però del centro diurno per le persone non autosufficienti è che essi costituiscono un centro, una palestra della mente. Stare tutto il giorno davanti alla televisione faccia a faccia con una sola persona significa che le malattie mentali aumenteranno e l'Alzheimer, se c'è, progredisce. Invece qui c'è un'interazione con altre. Se vieni a contatto, magari, ripeto, anche un solo giorno alla settimana con altre realtà, una delle prime attività che fanno le persone che arrivano è quello di arrabbiarsi tra di loro. C'è una competizione verbale all'inizio che è evidentemente frutto del silenzio che queste persone hanno per lungo tempo avuto necessariamente in casa. Certo. Il fatto di poter esprimersi aiuta a tenere viva la mente. Siccome uno dei drammi poi della residenzialità è quello delle malattie della mente, più che delle malattie delle gambe, più la mente resta in funzione, più lontano Uno dei verranno drammi della domiciliarità, forse del caso della vita. Certo, però se tu dai la possibilità a queste persone, certo. Poi il centro diurno serve, e l'organizzazione deve essere questa, serve per sgravare le figlie e le nipoti almeno un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, perché allora più facilmente certo. uno porta il peso dell'amore che ha verso l'anziano e non viene schiacciato da questo amore. Certo, c'è una perfetto, questo è ottimo, c'è il problema del trasporto che resta comunque determinante. Il problema del trasporto, per quanto ci riguarda, per quanto è l'esperienza nostra, è solo il problema dei soldi. Ma la dice tutto. Sì, dice tutta. Esatto, cioè l'organizzazione si può fare, la maggior parte delle famiglie affidano al nostro servizio anche il trasporto, però è un costo. Assolutamente. Quindi questo è un problema, certo. Facendo forte di messaggi che erano arrivati tempo fa, che abbiamo accennato all'argomento, ci sono persone che e questo è un problema grossissimo, restando senza lavoro danno assistenza al proprio anziano, non versano i contributi perché non lo fanno, vanno avanti finché l'anziano c'è, ovviamente, e poi questi si trovano senza contributi versati in un'età in cui non possono più trovare lavoro e diventano peggio del peso dell'anziano, che quindi attenzione a un boomerang col discorso della domiciliarità, perché la famiglia purtroppo nel contesto attuale deve restare molto mobile ma disposta a cercare un lavoro più che non ripiegarsi a un lavoro, a un qualcosa di domestico, perché non c'è assistenza dello Stato di nessun tipo, insomma. Guardi, la famiglia, se vogliamo vederla anche da un punto di vista Istat, è sempre più magra, nel senso che oggi il componente della famiglia è 2,6, mi pare, non mi ricordo più quanto sia. E quindi non c'è più la famiglia patriarcale per cui c'era sempre comunque qualcuno che accudiva a qualcun altro. Oggi addirittura ci sono famiglie che rinunciano a portare il nonno o il padre o la madre o la nonna in casa di riposo e se lo tengono a casa perché la casa di riposo costa troppo e comunque perché comunque hanno un reddito minimo ma ce l'hanno. Questo è il dramma, il dramma. Tant'è vero che io lo dico qualche volta quando vado in giro, se uno cassa integrato oppure un Coco Pro va in banca o perde il lavoro e va in banca a chiedere un prestito o addirittura a fare un mutuo, certo. Il direttore della banca chiama dentro il nonno che c'è di fuori a firmare anche se ha la pensione?
non tanto alta, perché quella comunque è garantita e sempre. Mentre invece il ragazzo, il figlio che vuole farsi una famiglia, non è nelle condizioni oggi, se non ha un reddito ben preciso e sicuro nel tempo, stia tranquilla che non c'è nessuno che gli fa nessun credito. Questo è il dramma. Questo dramma poi lo si riporta anche all'interno, naturalmente, del nucleo familiare, dei rapporti all'interno del nucleo familiare, che sono drammatici qualche volta. Bravissimo, lei ha toccato un altro aspetto molto delicato, rapporti, perché è facile trovare una soluzione comoda per chi governa e chiudersi una porta davanti a una realtà. Giustamente diceva il Presidente, almeno a contatto con altre persone anziane c'è uno scambio verbale, c'è una condivisione, c'è un raccontarsi fatti, esperienze, nel bene o nel male. Nello stare a casa da soli o con dei figli che non gradiscono questa presenza c'è il dramma, e questo l'abbiamo sentito da diversi telespettatori. Abbiamo una telefonata in linea, intanto leggo un messaggio: ho versato 30 anni di contributi per la pensione, andrò all'età di 70 anni, farò in tempo a morire, ma non ho fiducia, morirò da miserabile. Poi erano arrivati anche altri messaggi prima, adesso sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Padova. Sì, buongiorno, dica buongiorno, tutto. chiedo scusa, volevo parlare col signor Bedin. Sì, eccolo qui, Presidente. Grazie. Sì. Senta, io sono un'invalida, dottora, al 100%, però degli interventi andati male. Sì. Ora io non voglio andare al ricovero, voglio essere qui in casa mia, nel mio letto. Sono sola, cerco di fare quello che posso perché i dolori sono micidiali, però c'è la cooperativa del comune che dovrebbe venire 3 volte alla settimana, 6 ore, 2, 4, 6, no? Io dal 1° maggio sto impazzendo perché me la mandano il tempo solo di andare fino dal dottore, prendere le impegnative subito, poi in farmacia di corsa e va via. Una donna si sente veramente presa in giro in questa maniera, capisce? Certo, sì, sì. Prima c'era l'Ancora, la cooperativa Ancora, ultimamente sembrava che andasse un po' meglio, ma qui si va peggio. Certo, signora. Io ho chiamato anche dottor Verlato, che è assessore alle politiche sociali, ho parlato con diversi medici che vengono anche da voi, che mi hanno chiamato, però nessuno fa niente, cavolo, perdonatemi, nessuno fa niente. Certo, signora, grazie della sua segnalazione. Vi chiedo scusa, ringrazio quei 2 signori perché vedo che si impegnano, poveretti, però purtroppo è fatica. No. Ha ragione, signore. Fatica. Ha ragione, grazie del suo contributo. Grazie a voi, buongiorno. Avallo quello che dice la signora, perché io purtroppo ho avuto diverse segnalazioni di persone che non inventavano le cose, ma è vero, per quello io sono molto diffidente della domiciliarità, perché non è vero che è un servizio efficiente, cioè ci sono persone che vanno a RAID a fare quello che devono fare, come dice la signora così, non dedicando tempo, perché non ce l'ha, ma non perché sono cattivi o perché sono per carità ci sarà il lavativo, perché non ce l'hanno, poveri cristi, e se noi portiamo la domiciliarità a livello spinto sarà ancora peggio e sarà costoso perché la benzina costa, cioè, ci rendiamo conto, e queste persone sono abbandonate. Una signora che poi magari un domani non può neanche muoversi o rendersi autonoma, sono una marea di persone abbandonate e gli anziani stanno aumentando, sempre più soli. Lo ribadisco perché i giovani dovranno muoversi e cercare lavoro, dovranno andare fuori, ma non fuori dalla città, che è ridicolo, fuori dal nostro paese, devono farlo, se no se vanno via gli imprenditori devono andare via anche i giovani, rendiamoci conto. Cosa ne pensa? Rispondendo anche alla signora, poi andiamo subito in pubblicità. Intanto faccio gli auguri alla signora, non è un servizio che il nostro centro svolge attualmente, anche se penso che dovrebbe essere uno dei servizi integrati che... Per tenere anche i posti di lavoro non a caso si chiameranno centri di servizio, perché dovrebbero essere proprio integrati nel territorio. Concordo con la sua osservazione che nasce da esperienza diretta dei suoi telespettatori. L'assistenza domiciliare oggi è limitata e continuamente più limitata dalle risorse che sia le ULSS che i comuni stanno diminuendo. Certo.
perché è considerata qualcosa in più. Mentre, ripeto, deve entrare nella logica della vita e neanche in una logica di programmazione complessiva della nostra società che se la vita è aumentata e ragionevolmente insomma, continuerà a crescere almeno per i prossimi 20 anni, e se nel frattempo la capacità della medicina non è interamente uguale alla capacità di vita delle persone, abbiamo davanti, siamo già dentro, in un periodo storico nel quale invece occorre investire un po' di più perché le persone abbiano più vita e più qualità della vita. E la qualità della vita si fa restando a casa. Assolutamente, se si hanno i soldi per poter stare a casa. No, le ecco, questo è pensioni il future punto, non lo garantiscono. perché adesso praticamente chi ha i soldi trova una soluzione. Ma certo, Ecco, sempre quello o a problema. casa o in una struttura privata o anche in una struttura pubblica che abbia posti disponibili. È la generalità dei cittadini che non è in grado di dare questa risposta e per la quale serve una risposta comunitaria. Assolutamente, andiamo in pubblicità. Una semplice battuta, una persona che è inferma a casa, come fa a fare le pulizie? Può permettersi una donna delle pulizie? Facciamo un esempio perché Ma ci sono io vado anche oltre, come fa a farsi da mangiare? No, ma infatti ma è una Ecco, semplice se però, cosa. Se deve andare in pubblicità, No, infatti questa è la battuta perché poi per agganciarci. Pubblicità, torniamo insieme tra poco. Allora, rispondendo un po' alla provocazione che ho fatto prima, il discorso delle pulizie, del mangiare, come si può fare? Quindi naturalmente dipende dagli anziani, sempre partendo dal presupposto che stiamo parlando di persone che hanno dobbiamo difficoltà, cercare che non arrivino in casa di riposo, questo è l'obiettivo sociale che abbiamo. E non che muoiano prima come arrivano certi messaggi, tanto moriremo prima. Allora, dobbiamo cercare l'auspicio. almeno di aiutare chi ha delle forze residue, intanto, che è già molto importante. Faccio l'esempio del cibo, dove da una certa età in poi, se è un uomo non ne parliamo, se è un uomo che resta da solo non c'è più storia generalmente, ma anche le donne tendono a un certo punto a ridurre la dieta a un alimento, 2 alimenti e basta durante tutta la settimana. Quindi occorre che ci siano una varietà di alimentazione che, per esempio, se le case di riposo diventano effettivamente centri servizio e cominciano, visto che hanno esperienza nel preparare i cibi adatti all'età, perché bisogna anche non dargli quelli che si darebbe a un bambino della scuola dell'infanzia. Io per esempio ho proposto ai sindaci di un distretto dell'ULSS di Padova di organizzare un servizio solo di fornitura pasti, ma che la gente venga a prendersi la casa di riposo, perché se glieli porti il costo... come fa se non può venire? No, un momento. Ogni persona, salvo le eccezioni, ogni persona ha un parente, ce l'ha, oppure ha una rete di vicinato, ed è quello di portare il cibo, è l'occasione per andare a casa. Io credo che queste risorse sociali ci siano. Bisogna organizzarle. Con volontari, allora è volontariato. Sì, volontariato. O famiglia, certo. Cioè facciamo la figlia, che quando parliamo delle figlie di chi è in casa di riposo o è candidato alla casa di riposo, teniamo conto che parliamo già di persone della terza età, perché a 90 anni vuol dire che la figlia ne ha 65. Ma forse lavora ancora? Può darsi. Perché? No, ma la terza età nel senso che nell'immaginario collettivo ne avrebbe già abbastanza da dare a se stessa. Certo. Ecco, quindi comunque in genere sono abbastanza attive, possono, forse non hanno tempo, non hanno di preparare il cibo, di essere lì, però se lo trovano fatto, forse un vassoio glielo portano, adeguato a quella persona, personalizzato. Dopo, ripeto, quando c'è l'immobilità è difficile gestire una persona e lì, ripeto, subentra il centro diurno, perché se tu sgravi una persona almeno dal lavoro della giornata, alla sera forse l'amore riesce a supplire. Se lo metti in carico a una persona 24 ore su 24,
queste persone non ce la fanno. Sì, senza dubbio, qui stiamo parlando di una famiglia esistente che purtroppo ci sono moltissimi casi, bisogna ammetterlo, e saranno sempre più frequenti, ma è normale, di famiglie non esistenti, di persone anziane che hanno una famiglia nel meridione. Esiste questo caso. E allora qui c'è un'altra filosofia che dobbiamo creare. In Lombardia che ce l'hanno, no, ma è vero questo. Sì. Persone che adesso stanno diventando anziane e lo saranno e che non hanno nessuna rete, sono divorziati, uomini, ormai soli, sono donne vedove e staranno non hanno i soldi più per la badante. Chi ha la badante non lo fa per sport, perché certo. poi lo sappiamo benissimo i problemi con le badanti, lo fa perché non ce la fa a provvedere a se stesso. Con le pensioni ferme lì e con i futuri pensionati, che è una cosa pietosa, sarà da, tra virgolette, non voglio mutuare il messaggio, ma da ridere se non da piangere. Per quello dico, attenzione, questa domiciliarità va in un sistema dove se c'è benessere funziona, perché se c'è benessere la domiciliarità è perfetta, se non c'è benessere non va bene, cioè, realisticamente, perché tutti questi servizi non funzionano, proprio non funzionano assolutamente, funzionano in piccolo comune, ci sta, mettiamo il comune come Padova. Che fanno? Cioè, allora, io la vedo un po' è rischioso. Allora, se posso, continuo con i numeri di prima e poi facciamo un ragionamento però su sta roba qua, perché su questa qua sarà, come dire, il fulcro anche perché c'è di dove si spenderà, piano sociosanitario, per cui di dove si spenderà anche l'assistenza, come dire, sanitaria, con le strutture intermedie che si dovranno creare rispetto al nuovo piano sociosanitario, ma non voglio aprire altri argomenti. Allora, gli strumenti per la sicurezza intanto, perché se una è a casa, viva Dio, e non ha nessuno, perché questo è il caso limite, non ha nessuno, se si sente male cosa fa? La prima cosa che uno si chiede, cosa fa? Allora c'è lo strumento del telesoccorso e il telecontrollo, che anche questo, se vogliamo, è un palliativo, ma comunque ti dà un segnale, manda un segnale per cui qualcuno corre a vedere almeno cosa è successo, la prima cosa. E di questi che ne usufruiscono sono quasi 29.000 in Veneto. Poi abbiamo l'assistenza domiciliare integrata, quella dove c'è anche l'assistenza medica, diciamo l'infermiera professionale. Ecco. Questo è il vero problema, che noi non possiamo nemmeno immaginare che questa assistenza infermieristica sia 24 ore H24. Vanno 2 volte a settimana, 3 volte alla settimana, per mezz'ora gli fanno la terapia, viva Dio, e poi basta, poi ci deve essere l'altra assistenza, quella di base casomai. E comunque anche qua quella è ben limitata nel tempo, Altra cosa invece la badante per chi ha i soldi per pagarsela, perché la badante oramai siamo un po' meno della retta della casa di riposo, ma se è in regola eccetera eccetera, un mese all'anno pagate, oramai anche loro hanno il loro contratto, giustamente, e è un esercito di 1 milione di persone. Certo. Su 650, mi pare, dipendenti del sistema sanitario nazionale, tutto compreso. Allora noi abbiamo messo in mano a 1 milione di persone che quando va bene sono brave, la nostra assistenza ai nostri anziani l'abbiamo appaltata, delegata. Ma normalmente non sono neanche preparate, non sanno parlare l'italiano. Attualmente qual è il minimo di anni di lavoro per avere diritto alla pensione? Perché se non si lavora più è difficile fare 40 anni di contributi. Allora, basta andare a uno dei nostri centri dell'INAS, del patronato, e là gli spiegano tutto, gli fanno anche il prospetto e quanto prenderanno. Quindi non voglio aprire, perché bisogna vedere la condizione di quella persona, ecco. Perché fare lo schema così sì, ma un po' rispondendo, siccome ho visto anche altri messaggi, risposta che è questa sostanzialmente, che assolutamente le persone non devono rinunciare alla possibilità di cercare un lavoro, di continuare a lavorare per maturare il minimo, ma dirò di più, per avere la pensione. Nella legge per la non autosufficienza, uno dei punti fondamentali, innovativi, che la Regione Veneto è là nel cassetto, e bisogna che prima o dopo, stamattina abbiamo fatto i direttivi unitari delle nostre 3 categorie, i pensionati unitari, dove avevamo detto nel Veneto abbiamo un obiettivo,
bisogna portarlo a casa. Qual è? Che è la legge 30 sulla non autosufficienza, perché da 3 legge? anni, e uno dell'articolo che diceva prima è quello di dare la possibilità a uno dei familiari di avere i contributi versati con un'assicurazione oppure con i contributi che oramai figurativi non esistono più, bisogna pagarli, ecco, continuando i contributi che aveva prima, in maniera che almeno gli va su la parte contributiva, non perde la pensione. Infatti. Perché in questo momento, se uno vuole stare a casa o è obbligato a stare a casa o si sente effettivamente l'obbligo di rimanere a casa, non deve farlo. Uno, finite le ferie, finite le festività, finiti i permessi, finito. Certo. Allora, o perdo il lavoro e perdo anche il diritto alla pensione, i contributi, oppure porto mio padre, il nonno, in casa di riposo e poi vediamo come pagarlo. Perché qua è un'altra grande questione di chi paga se non riesco a sopperire alla mia quota diretta alberghiera. Certo. Allora, il punto fondamentale e soprattutto quello, a mio avviso, il pilastro innovativo di questa legge era proprio questo: dare la possibilità e pagare i contributi al familiare che si prende l'onere della cura del proprio familiare, certo, senza fargli perdere le cosiddette marchette. Ecco, tanto così ci capiamo tutti. E l'altro problema, dei problemi sulla quale insisterò sempre, ricordiamoci che la sussidiarietà come volontariato non è, come dire, ammessa in linea teorica, perché il volontariato deve dare qualcosa in più delle istituzioni. Tant'è vero che la 266 ha 2 pilastri, la gratuità e quello di non portare via lavoro a nessuno, non può sostituirsi. Poi sappiamo che il mondo del volontariato, il terzo settore tutto compreso, ha tanti di quei mezzi che girano che se fossero messi a sistema e governati meglio potremmo fare assistenza domiciliare con i pasti e tutto quanto, perché ricordiamoci che il futuro sarà anche questo, se vogliamo parlare di domiciliarità, se no parliamo di qualcos'altro. Certo, no, la cosa sconvolgente è che comunque cittadini tartassati, prelevati da tutte le parti e poi ci si deve basare sul volontariato, è una cosa da paesi non del primo mondo ma del terzo. Presidente, costi. Il discorso dei costi è molto importante, delle famose rette delle case di riposo e anche per voi costi e personale che a volte è messo, non dico l'IRA, non conosco la situazione specifica, però è messo in discussione, messo a rischio, personale preparato, qualificato, con anni di esperienza, dove è l'opposto di molte badanti di chi si diceva che naturalmente non possono avere queste competenze. Certo, per quanto riguarda l'IRA, attualmente, spero anche in futuro, insomma, certamente il personale non corre, tra virgolette, rischi. Noi abbiamo, per tutti i servizi alla persona, abbiamo un personale dipendente e quindi non abbiamo neanche cooperative, insomma, e quindi gestiamo al meglio dal punto di vista dei rapporti sia sindacali che nei confronti degli utenti. Il problema dei costi è un problema serio per le famiglie. Attualmente le rette, parlo di Padova, poi le altre province insomma, saranno più o meno, una retta va dai 1.600 ai 1.700 euro mensili. È elevata, certamente per le risorse familiari è una retta elevata. È elevata perché in buona parte, mettendo insieme la pensione della persona interessata e l'indennità di accompagnamento, che per il 95% le persone, almeno quelle che vivono all'IRA, hanno, queste 2 pensioni messe insieme per una percentuale rilevante non sono sufficienti a coprire la retta. Quindi deve intervenire o il patrimonio della persona, se la persona nel corso della sua vita è riuscita a risparmiare e a mettersi da parte una risorsa economica per la longevità, oppure intervengono i familiari. Su questo punto c'è discussione. Alcune sentenze hanno detto che devono intervenire, cioè che diciamo così,
l'assistenza è personale, per cui è sulla persona, per cui se il reddito della persona, dell'anziano, non è sufficiente, devono intervenire le amministrazioni comunali di competenza. Qui si apre un tema che se dal punto di vista, diciamo così, dal punto di vista degli erogatori dei servizi è, tra virgolette, ininfluente, insomma, che lo paghino le persone o che lo paghino i sindaci, è ininfluente. È che per la comunità non è ininfluente, nel senso che mettere in capo alle amministrazioni comunali un onere di questo tipo significa cambiare i bilanci. Io da giovane ho fatto anche l'assessore al bilancio del mio medio comune della provincia di Padova per 5 anni, 2 rette di casa di riposo sballavano il bilancio, cioè costringevano a fare il bilancio in un'altra maniera. Ecco, è un tema aperto, è un tema della società aperto. È un problema, secondo me, che va oltre poi i comuni o certo. quant'altro, secondo me. Va riflettuto perché ovviamente, anche che fosse a carico dei parenti o così via, bisogna vedere questi parenti che in genere sono figli anche inoccupati, quant'altro, quanto possono sostenere questo carico. Devo dire che tutte le amministrazioni comunali intervengono nei casi di bisogno certificato, ecco, quindi è il principio su cui bisogna interrogarci. Ecco. No, ma qua stiamo parlando sempre non per chi ha risorse, perché è ovvio, chi viene da una famiglia che sta bene o benestante o ha di suo una buona pensione, ha un patrimonio, non fa testo, può andare dove vuole, al limite può andare in Svizzera. No, ma se passa il principio, anche questi saranno a carico della comunità. Certo. Questo dobbiamo interrogarci. Ecco, E qua stiamo parlando di tutti i casi sempre più frequenti in cui ci saranno grosse difficoltà economiche, senza arrivare alle soluzioni proposte dai nostri telespettatori che diventano estreme e neanche auspicabili. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, un po' per tirare le fila e concludere su certi discorsi, l'accesso alla casa di riposo come anche una possibilità, un'opportunità, un diritto per chi vuole farlo, quindi il libero accesso, ma sembra che non sia così, che si voglia portare verso un altro versante, ma dove non c'è la possibilità di scelta. Insomma, è giusto questo, che sia un limite economico così importante e realisticamente difficilmente sostenibile da tutti, perché giustamente devono ricevere i soldi, perché sennò come stanno in piedi e come danno i servizi, però d'altro canto chi ha bisogno molte volte non è benestante. Allora basta guardare la media delle pensioni del Veneto e possiamo dire che nessuno può entrare in casa di riposo. Io domani l'altro, fra 40 anni, quando deciderò di andare in casa di riposo, oggi come oggi io non ho la possibilità di entrarci se non c'è qualcuno che integra. Ma si immagini tutti quelli che stanno lavorando adesso. Ecco, quindi come dire, questa è la situazione. Dopodiché, se avrò altre patologie, avrò altre pensioni, avrò altre possibilità, le aggiungo, ma io oggi come oggi non ce la farei. Detto questo, io credo che la mancanza della politica, del primato della politica, di affrontare queste questioni in maniera organica, ha fatto sì che un pezzo alla volta il cittadino si rivolga alla giustizia per avere appunto giustizia. E qui arriviamo a delle sentenze. Qui si arriva ai ricorsi. Allora, quello che ha l'Alzheimer, che dice io non pago l'integrazione della retta perché non ho soldi ed è giusto che il comune lo paghi, la sentenza della Cassazione gli dà ragione, è una, come dire, giurisprudenza importante, ma è un caso, non è erga omnes che vale per tutti. E quindi, come dire, un segnale alla politica che dice mettetevi d'accordo su chi deve pagare, perché il comune, che è il primo responsabile del sociale nel suo paese, dice non ho soldi, questa è la solita discussione. Chi paga? Allora poi c'è la questione del patrimonio, ma il patrimonio, se io vado in casa di riposo, naturalmente lo passo il giorno prima virtualmente al mio erede, in maniera che non sia intaccabile. Succede anche questo, è umano anche pensarlo e anche capirlo. Quindi bisogna che la politica si metta
d'accordo su chi paga in maniera che questo non si senta un peso per nessuno, ma certo, che sia un diritto l'esistere bene. L'altra questione è proprio dopo il Consiglio di Stato che ha dato un altro parere su che cosa e su come deve essere calcolato l'ISEE, cioè solo non della famiglia ma dell'anziano solo il suo ISEE, ecco il suo punto di riferimento, e poi ci sono tutta una serie di sentenze del TAR eccetera eccetera che vanno comunque sempre in questa direzione, perché la 328 del 2000 mi pare diceva chiaramente il cittadino quando ha bisogno, in stato di bisogno, principio sacrosanto, ma che però bisogna tradurlo, bisogna avere i soldi. L'ultima questione anche antipatica, sulla quale ci hanno giocato un po' tutti, compresa la politica, è la questione dell'anticipo che le strutture si facevano pagare in termini rapidissimi, perché abbiamo i secondi che stanno correndo. Di cauzione. Ecco, anche questo io credo che là tutto sommato ci si debba mettere d'accordo col direttore della casa di riposo con un principio che sia uguale per tutti, in maniera che quando uno va dentro sappia che è coperto comunque e quindi non gli viene, come dire, richiesto 6 mesi di anticipo per poi averli indietro quando chi gli eredi. Certo. Ecco, come credo ci si debba mettere d'accordo se uno è dentro da 14 giorni e paga un mese e mezzo il mese successivo. Assolutamente. Perché avviene questo, Presidente? Il principio della cauzione c'è in tutti i rapporti contrattuali previsto dal Codice Civile, quindi il vero problema è quello della quantità della cauzione. Su questo io credo è necessario che ci sia o una direttiva da parte della Regione, che è l'ente che controlla questi servizi, però il principio della cauzione è un principio, tra virgolette, di buona amministrazione, perché poi se qualcuno alla fine non paga, poi torniamo al discorso di prima, le risorse poi vanno trovate a coloro che hanno già pagato, quindi ci vuole una a volte è un po' prudenza. Oneroso, sì, esatto, a volte è un po' oneroso. Più in generale il discorso che ha appena fatto il segretario regionale è quello che la politica, cioè deve decidere su che cos'è un diritto, quali sono i livelli essenziali anche dal punto di vista sociale, che manca questa definizione, per cui dobbiamo mettere anche in tranquillità le persone, nel bene o nel male, nel senso che se devono pagare, se non devono pagare non devono pagare, ma non che siano costrette a rincorrere gli avvocati e i tribunali, e d'altra parte i sindaci si sentano sempre in difficoltà a dare risposte che magari darebbero ma che non hanno soldi, e in mezzo ci sono gli erogatori dei servizi che comunque vivono male, perché noi abbiamo a che fare con delle persone, cioè già le famiglie che ci affidano i loro anziani soffrono, la gran parte non lo fa volentieri. Ma assolutamente, però. Ecco, se anche c'è una non chiarezza dal punto di vista economico e finanziario, diventa un peso ulteriore. Assolutamente. Allora, purtroppo il tempo non è più a nostra disposizione, quindi ringraziamo i nostri ospiti di essere stati qui con noi, di aver dato delle risposte. Effettivamente, anche rispondendo al messaggio del nostro telespettatore, è difficile, cioè che diceva 1.250 euro di stipendio, la madre invalida al 100% con una pensione minima, è difficile che uno possa pensare di mantenere la persona. Come fare? Cercheremo di darvi di altre risposte, interpellando naturalmente sempre degli interlocutori che possano darvi delle soluzioni, anche se allo stato attuale non sembra esserci molto lume al riguardo. Appuntamento come sempre a lunedì con la nostra diretta, io vi aspetto, grazie.